idea. Beh, parlerò dei turisti, però stavolta devo portare il copione perché a me tasca, magari si perde qualche conto. Dunque, vedete di tutti i bianchi, zaini, marroni. Per esempio i giapponesi, più che guardare opere d'arte, che fare fotografie. Una volta in Accademia si era messo davanti a un'opera d'arte che aveva vedere che papatino con buttarlo via. I spagnoli, i ciappi fanno cagare incredibili. Tedeschi tutti scegli componi. I francesi vanno tutto tra loro. E qui che va in barca, dica un'aria così beata. A caso tu hai piove? Perché cosa prenotare? Bel tempo, brutto tempo, bisogna attivare. Una grandissima cultura, sa veramente apprezzare le nostre opere d'arte. Ma certo, mentre capitai Vaporetto, vedi un signore, un tutelo, e passiamo davanti al monumento di Vittorio Emanuele II. E quello che fa? Vedi, quello è Colleoni, mica tasista. Ma razza d'ignorante! Se Vittorio Emanuele II che ha vissuto nell'800 e Colleoni che ha vissuto nel 400. Poi, Fede Colleoni è una delle più belle opere del mondo. Che quello di Vittorio Emanuele, mi fa dire la verità, non mi piace. Sempre il Vaporetto, passiamo davanti a Cesa di Assaite. La signora mi fa. Quella è la chiesa di San Marco. La signora Benedetta non l'ha mai vista neanche in televisione a Cesa di San Marco. Come quella volta che in piazza San Marco un uomo fa portandosi verso la chiesa. Che chiesa è quella? No, non neanche risposto perché Dio come lo fai fondere. E un'altra volta sul ponte degli Alti non mi fa. Scusi, dov'è il ponte degli Alti? Benedetta, perché in piedi sopra. Davanti al monumento a partigiano, una signora elegante, tutta studiosa, e che dice rivolta al suo compagno: sono stata a Venezia 5 anni fa e non hanno ancora tolto quella statua dall'alto. Signora, col più bello italiano, signora, se tornerà fra 10 anni sarà ancora lì, è il monumento alla partigiana d'Italia e quello è il suo posto. Non l'ha capito? E si è allontanato tutta su sedere. Cambiamo il discorso. Scusate, posso dire culo? Era detto sapete che in inglese il sedere, va bene, il sedere si chiama boom boom. Beh, c'è gente che ha dei boom boom, sai dentro le braghette corte, con dei bei gambotti che vuol quasi si giù in Vaporetto. Certi uomini poi, mesi sbragai, con gli stupidi dei panze che capita che abbia un baule sotto. Per carità, si va tanto per parlare e anche per criticare. Per essere sincera, ho visto che quasi tutto si va intorno come se fosse dentro una fiamma. Se ti senti parlare si dimostri innamorai di Venezia. Io credo bene. E ora mi fa quasi peccato i poveri turisti. In queste poche parole non voglio parlare delle persone che vengono a Venezia per la sua cultura e il suo senso artistico. Devo invece parlare delle gite scolastiche. Ma si poi vanno sempre. Li fai poi davanti ai giardini, li fai poi davanti alle pizzerie. Dentro i misai fa una gran confusione che mi butta via per sul sedere. Fortuna che non tutti si così, non sappiamo tutti sti fiori in massa, ma che dai, pochi, che sa veramente interessati a quel che vede. Quando che sei mezzogiorno un botto, ti vedi una gran parte di gente settata sui scagni del ponte che mangia. Una volta ho visto una famiglia che destinava a tovaglia solo un polso. Mi via è la Pasqua. Solo un
dopo si pareggiava e toe. Buon appetito che godito. Grazie, vuole favorire me che ha disposto il detenuto. A questa si bea. La signora, sempre più un ponte, scovarge una tecce con un bel pastisso. Passa un colombo e non vedi proprio che camera sola. Grazie, particessa, del dire quello che ha detto al colombo e tutti i colombi veneziani in generale. Questi sono la maggior parte dei nostri turisti. Per essere naturalizzati. Per loro. Non che sia altro che botteghe, che vende maschere e altra roba orribile. Costa solo €1, povera Venezia.